Scontro ai piani alti della classifica del campionato di eccellenza Girone A, quello che si gioca al Gurrera di Sciacca tra l'Unitas di Bruccoleri e la Don Carlo Misilmeri di Tommaso Napoli. Una partita tutta da seguire davanti a una bellissima cornice di pubblico. Tra l'altro le due tifoserie sono anche gemellate. E allora andiamo col film della partita, una partita molto equilibrata in cui la Don Carlo Misilmeri prova a farsi preferire qui con la giocata che premia Motisi, il suo cross sul primo palo. Prova ad arrivare senza grosso successo Garriga con la sfera che si perde a fondo campo. Ancora una volta l'azione della Don Carlo che si sviluppa sulla sinistra, questa volta Motisi prova a mettersi in proprio. Conclusione da dimenticare per il giovane classe 2008, oggi sostituto dei vari Lavardera e Barbera, entrambi indisponibili. La prima fiammata dell'Unitas Sciacca è una conclusione dalla distanza dell'altro numero 9 in campo, ovvero sia Retucci con la palla che sorvola la traversa, poi punizione dalla lunga distanza da parte di Vitale. La lascia scorrere Sabella che sostituisce lo squalificato Elezai. Unitas Sciacca che prova a farsi vedere ancora sulla sinistra con questa giocata che prova a premiare Ala, il quale si scontra in maniera provvidenziale con un avversario. Si tratta di Caramanno che chiude la porta. Nel finale di frazione ancora un tentativo per la Don Carlo Misilmeri con Agolli che punta e crossa sulla destra, la palla che arriva nel cuore dell'area, non riesce ad indirizzarla ancora una volta Garriga e sfera che si perde fuori. Poi l'ultimo tentativo della frazione dell'Unitas Sciacca con Retucci che in qualche modo si libera, guarda la porta, la cerca ma non la trova, davvero per poco. Con le immagini passiamo al secondo tempo con i primi cambi effettuati da Bruccoleri. Uno di questi riguarda Tirone, il quale prova a liberarsi, la palla spiove e di salvo la deve togliere dallo specchio della porta, sfera che termina in calcio d'angolo. Poi ancora azione da parte dell'Unitas con la sfera che arriva al limite dell'area, prova un altro subentrato da lei a calciare, poi Caternicchia ha la porta spalancata ma non la trova. Erroraccio che si rivelerà decisivo da parte del numero 2 dell'Unitas Sciacca, perché torna a farsi viva, riprende coraggio la Don Carlo Misilmeri. Qui conclusione lisciata da parte di Sanz, decisamente più pericolosa quella di Acquaviva che va fuori di poco, ma poi erroraccio della difesa dell'Unitas e ne approfitta Carlos Garriga per l'1-0 della Don Carlo Misilmeri. L'unico attaccante senior in campo per Tommaso Napoli approfitta della topica difensiva dei saccensi e buca Sabella per lo 0-1. Esulta davanti allo spicchio di tifosi della Don Carlo Misilmeri presente. Prova a rifarsi vivo l'Unitas Sciacca con l'ennesima azione di Daleo. Retucci col salvataggio da parte del tandem Caramanno di salvo, ma occhio qui al calcio d'angolo, Licata, la palla che spiove, colpo di testa, poi Caternicchia sulla traversa, la palla rimane lì e Ambro, ex di turno, la mette in rete, ma secondo il direttore di gara è fuori gioco del numero 10 dell'Unitas Sciacca. Le proteste da parte di Licata, ma il provvedimento è corretto, fuori gioco da parte di Ambro. E di fatto questo l'ultimo tentativo da parte dell'Unitas Sciacca, perché dopo i tre fischi del direttore di gara finisce la partita in presa della Don Carlo Misilmeri, che espugna il terreno di gioco di Sciacca, sale al secondo posto della classifica insieme a Castellammare e Marsala. Cade ancora la squadra di Bruccoleri davanti al suo pubblico. Da Sportisir è tutto, alla prossima!